Buongiorno, Napolitano ha fatto bene a definire gli applausi un atto indegno. Diversamente abbiamo concluso che si tratta di violenza meccanica. I due manganelli spezzati lo confermano. Al posto di applaudire avrebbero dovuto lamentare la mitezza delle pene per errate imputazioni di reati loro ascritti. Solo dissociandosi la polizia può sperare di avere un minimo di credibilità, ma lo deve fare la base. Gli agenti è evidente che ci siede al vertice, non può che esacrare e ci mancherebbe. Spieghino gli assassini quale concetto ha determinato la procedura di fermo del sospetto. Solo la voglia di divertirsi picchiando un presunto tossico. Beh, qui prima di scrivere bisognerebbe conoscere tutto, perché altrimenti facciamo solo confusione. Da dire che i poliziotti hanno fatto bene ad ammazzarlo, no, ovviamente, l'ho detto prima, però non possiamo nemmeno generalizzare, un presunto la storia, insomma, è quella. I poliziotti non è che l'hanno trovato sulla strada questo ragazzo stava andando un attimino in escandescenza, almeno, e la gente di quella via aveva chiamato la polizia, se no nemmeno andava la polizia. Se poi vogliamo dirla tutta, ma questo non c'entra nulla con l'applauso. Mi piacerebbe leggere però queste lettere anche quando magari i poliziotti vengono bastonati a sangue, quando quel carabiniere è stato paralizzato a Roma durante l'investitura di Letta. Mi piacerebbe aver letto queste lettere, invece non le leggo mai, perché in fin dei conti, diciamocela tutta, i poliziotti, i carabinieri, la guardia sono carne da macello. È meglio un funerale di Stato, quelle 4 lacrime di coccodrillo, che tutto sommato dire che sono a difesa della democrazia. Raffaele Padrone è segretario generale dell'UGL Polizia in Friuli Venezia Giulia. Non è un momento molto bello per voi? Non è... Guarda, io mi sono fatto una mia idea personale di quello che è successo. Le spiego subito in questi pochi minuti che abbiamo. Allora, bene. Io penso che ancora una volta la polizia sia caduta in una rete mediatica schifosissima, lo dico qua senza se e senza ma, perché ogni volta la polizia deve cadere in questo errore. Ci hanno fatto passare addirittura per la polizia spaccata, la polizia rotta, non è vero niente. Prima eravamo celerini, oggi siamo diventati cretini, e adesso siamo diventati assassini. Questo è quello che mi indegna. Io credo che ci troviamo in un paese assetato di ipocrisia. Vede, dopo 9 anni siamo andati con un applauso spontaneo fatto all'interno di un convegno, quindi non in piazza. Hanno applaudito per 30 secondi i colleghi che avevano subito chiaramente questo danno, perché per gli assetati di giustizia voglio dire che i colleghi sono stati condannati in 3 gradi di giudizio il reato a loro ascritto, quello reato colposo, che è lo stesso che si prende se si uccide una persona per strada. È vero, anche se sei drogato e ubriaco. Allora, diciamolo tutto come stanno le cose. Allora, è vero che qui abbiamo una madre, direttore, che ha perso un figlio. Pienamente d'accordo, le mie sentite condoglianze e da parte anche dell'UGL, però non possiamo pretendere di usare questa escamotage per indicare che la polizia è ancora una volta la polizia che si trova in piazza, la polizia che deve pagare per questo Stato. Questo è stato ipocrita, perché è pieno di ipocrisia. Allora, vogliamo fare le leggi per cercare di portare Riina in uno stato non di isolamento. Provenzano cerchiamo di... Poi quando il poliziotto che ha pagato 1 milione, perché questi hanno pagato, bisogna dire che hanno pagato, sono stati condannati anche a pagare 1.800.000 euro, 500.000 euro subito, quindi gente che si venderà la casa per pagare questo debito, gente che questi poliziotti non avranno il TFR, sono stati sospesi dal servizio, sono stati messi in un ufficio, riammessi perché la legge lo permette, anche se qualcuno oggi ha voluto far intendere che vuole rimettere il reato di tortura, e questo mi vergogno. E allora una cosa sola e concludo, oggi il Presidente della Camera di mettere il reato in Italia di tortura. Un reato, Camera Presidente, la Boldrin. La? Boldrin. Chi è?
Il presidente... Ah, della Camera, quella italiana. Ah sì, quella lì. Guardi, posso dire Dove una ci sono cosa, direttore, qui guardi. che non fuori. Guardi, nessuno ha votato quella risoluzione, la 39, allora nessuno l'ha votata perché siamo in uno Stato democratico. Raffaele Padrone, il tempo è scaduto. Direttore, mi permetta una cosa, voglio dire solo a Renzi, che ha telefonato a casa di questa mamma, giustamente, lo faccia anche coi 4 feriti di oggi e coi 30 dell'altra settimana. Grazie Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Polizia in Friuli Venezia Giulia.